Bentrovati davvero, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta, Focus TG. Anche oggi le notizie dal territorio, la cronaca, l'attualità e la politica. Dobbiamo darvi conto di tanti fatti, tanti i collegamenti con tutto il Veneto. Partiamo da Brugine, siamo in provincia di Padova per una tragedia sul lavoro che è anche una tragedia familiare, con questo 75enne che è stato travolto dal trattore guidato dal figlio. Sul posto c'è la nostra Marta Zatta con Federico Cibotto per la parte tecnica. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Cristian e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, siamo qui a Brugine per raccontarvi l'ennesima tragedia sul lavoro. A perdere la vita il 75enne Flavio Beltramin, purtroppo investito ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, da un trattore guidato da uno dei 3 figli di Flavio. Al momento sembrerebbe essere proprio il figlio più piccolo, Luca. Un'azienda di famiglia, un'azienda di appunto di allevamento agricolo e appunto portata avanti dalla famiglia da tantissimi anni, come ci racconta anche il sindaco di Brugine, Michele Giraldo. Lo vedete, sul posto ci sono ancora i carabinieri e lo Spisal per tutti i rilievi del caso, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di questo tragico incidente sul lavoro, ma anche un tragico incidente familiare. Quindi Flavio Beltramin è stato portato ieri sera intorno alle 17:30 al pronto soccorso di Padova, dove purtroppo è morto poche ore dopo. Appunto, l'abbiamo detto, stanno indagando i carabinieri e lo Spisal per ricostruire l'esatta dinamica di questa tragedia. Abbiamo provato ad avvicinare i familiari, ma ovviamente al momento sono giustamente anche chiusi nel dolore di questa tragedia familiare. Abbiamo però parlato con il sindaco di Brugine, che ci parla di Flavio come un grandissimo lavoratore. Ha dedicato proprio tutta la sua vita a questa azienda e nonostante appunto avesse 75 anni, anche ieri era qui pronto, insomma, a lavorare assieme alla sua famiglia. E quindi vi lasciamo con il ricordo del sindaco Giraldo, di questa famiglia che conosceva veramente benissimo. E se ci sono aggiornamenti, Cristian, li daremo in tutte le edizioni serali dei nostri telegiornali. Ascoltiamo il sindaco. Allora sindaco, una tragedia che ha colpito il suo comune, tra l'altro lei insomma conosce bene questa famiglia. Sì, essendo la nostra comunità di 7.000 anime ci conosciamo tutti quanti, quando apriamo la porta conosciamo bene i nostri vicini. Purtroppo oggi piangiamo un nostro amico, poteva essere il nostro padre, che dedicava la sua vita al lavoro, alla terra, ai campi, che sono i valori più importanti della nostra comunità, e a piangerlo è soprattutto tutta una famiglia e un figlio che senza volerlo ha compiuto un gesto che purtroppo fa male a tutti noi, è una tragedia immensa. Come amministrazione, ma come intera cittadinanza, siamo vicini ai 3 figli, Luca, Loris e Diego, e ci stringiamo in un forte abbraccio, perché in questo momento sicuramente hanno bisogno del nostro amore e della nostra vicinanza, soprattutto quando viene a mancare un papà che ha dedicato la propria vita all'azienda, e quindi assolutamente siamo vicini a loro. E appunto diceva proprio un grande lavoratore, insomma. Sì, sono quei lavoratori di altri tempi che spesso si dimenticano quando sono le vacanze, spesso si dimenticano quando possono avere un momento di libertà e dedicano la loro vita al lavoro, ma a un lavoro in prospettiva per la famiglia, perché questa era un'azienda familiare e quindi lui lo faceva soprattutto per i suoi figli, e quindi quando succede questo fa ancora più male. Lei ha avuto modo di sentire i figli? No, purtroppo non ho ancora avuto modo di sentire i figli, a brevissimo li sentirò, esprimerò tutta la nostra vicinanza, perché hanno, come ho detto prima, bisogno del nostro supporto, soprattutto in questo momento difficile.
Soltanto ieri, tra l'altro, a Barbarano Mossano nel Vicentino la morte di un 62enne, Flavio De Guio, travolto dal trattore. Anche lui stava lavorando, stava facendo legna. Sono episodi davvero scioccanti, soprattutto queste modalità di incidenti, no? lasciano pensare. Poi lui è una persona che aveva da sempre lavorato nell'azienda agricola, per cui molto esperta. Davvero sono attimi di disattenzione che costano la vita e in maniera molto tragica. Un mestiere a cui aveva dedicato tutta la vita. Flavio De Guio, 62 anni, 63 ad agosto, gestiva l'omonima cantina a Barbarano Mossano. Ed è proprio questo ad aver sconvolto ancora di più la comunità. Flavio è morto mentre faceva ciò che sapeva fare meglio. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 7:30 del mattino si trovava da solo nel vigneto in via Colombara. Era sceso dal trattore e stava raccogliendo della legna quando il mezzo agricolo lo ha improvvisamente travolto. All'arrivo del SUEM 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal di Vicenza. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Una persona nota e conosciuta in paese, in particolare nella comunità di Mossano, era titolare di un'azienda vitivinicola, da tantissimi anni gestiva questa azienda, gestiva i vigneti di proprietà ed in sua disponibilità. Davvero una morte assurda per le dinamiche, in corso di accertamento, travolto dal trattore da solo, pertanto durante le lavorazioni, probabilmente lavorazioni che lui ha fatto per una vita intera, perché lui ha fatto sempre questa attività qua, pertanto davvero una morte inspiegabile che ha scosso la comunità. Rimaniamo nel Vicentino a Vicenza per questo aggiornamento dell'ultima ora, lo possiamo vedere sul gazzettino.it, un cadavere trovato nel fiume Astichello, l'allarme lanciato da una passante, la tragica scoperta nella mattinata di oggi appunto lungo l'Astichello a Vicenza, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. A dare l'allarme poco prima delle 7 è stato un passante che ha notato la presenza di un corpo che galleggiava nelle acque del canale. L'uomo ha chiamato i soccorsi, il numero di emergenza 115, sul posto tra gli altri i vigili del fuoco con la squadra sommozzatori impegnati così nel recupero del corpo. Si tratterebbe di una donna giovane, ma al momento non siamo in grado di darvi ulteriori dettagli. Un'altra tragedia ancora, la cronaca, ci spostiamo a Roncade, quindi nel Trevigiano con la nostra Daniela Sizzia. Per la parte tecnica c'è Alberto Pivetta. Un incidente letale questa mattina con un uomo che è annegato nel torrente vicino casa, nel Vaglio, ma ci racconta tutto, è sul posto la nostra Daniela Sizzia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian e buongiorno anche ai telespettatori. Sì, siamo in via Cappesaro, questa è la strada che porta all'abitazione della vittima Ivano Mirtillo. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 7:30 da una prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. L'uomo era uscito per fare una passeggiata, per prendere un po' di fresco, sta di fatto che stava camminando lungo il torrente Vaglio, poi di lui si sono perse le tracce, la moglie ha cercato di chiamarlo, di contattarlo, lui non ha più risposto. Immediatamente è scattato l'allarme, la moglie ha chiamato immediatamente le figlie, l'uomo ha 4 figlie, una delle figlie è arrivata e purtroppo ha trovato il corpo del padre riverso nel fiume. Una dinamica nel torrente, scusate, una dinamica che è tutta ancora da chiarire. Qualcuno dice che potrebbe essere stato un malore improvviso di Ivano Mirtillo che lo ha fatto poi cadere in acqua, qualcuno invece che potrebbe essere inciampato in qualcosa e poi finito in acqua. Il sindaco si diceva non è alta, quindi probabile abbia magari sbattuto la testa. Ovviamente, ripeto, una dinamica che è tutta da chiarire. Ovviamente vi potete rendere conto, insomma, una tragedia che ha sconvolto la comunità
comunità che ha sconvolto i cittadini di questa via, chiusi nel silenzio, in un abbraccio immenso alla famiglia che ovviamente adesso è in casa. Sul posto sono arrivati il suo M118, purtroppo nulla da fare per Ivano Mirtillo, sono arrivati anche i carabinieri per cercare di ricostruire questa vicenda. Ora da capire se la procura aprirà o meno un fascicolo, se verrà disposta l'autopsia per chiarire anche le cause della morte di Ivano Mirtillo. Come vi dicevo, una comunità davvero sconvolta per questa tragedia improvvisa. Lui era molto conosciuto in paese ed era una famiglia che conosceva molto bene anche il sindaco di Roncade, Marco Donadel, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Io con Alberto Pivetta vi lasciamo con l'intervista al primo cittadino che ricorda questa vittima purtroppo di quest'estate 2026, l'ennesima vittima. Vi lasciamo dunque con questa intervista e cediamo la linea dopo lo studio. Sindaco, una tragedia questa mattina, lei è andato dalla famiglia di Ivano Mirtillo. Sì, veramente una tragedia. Ivano lo conoscevo, ma conosco bene una delle figlie, che con il genero ci troviamo molte volte assieme ai nostri bambini, insomma amici di famiglia, è veramente stata una tragedia. Lei ha capito cosa può essere accaduto? Ma adesso devono un po' ricostruire i fatti, sembra che sia inciampato, addirittura un malore, anche perché lì, in quel punto lì, l'acqua del fiume è veramente bassa e lui lo conosceva molto bene perché ci abitava, è cresciuto lì a ridosso del fiume, quindi sembra proprio un caso accidentale, forse un malore, ma questo lo capiremo successivamente. Stava lavorando, stava passeggiando, si è capito questo? Sembra sia andato a prendere una boccata d'aria in queste giornate calde estive, era uscito alla sera come faceva tante volte per fare 2 passi, per stare fuori all'aria aperta, e è stato ritrovato questa mattina. Sindaco, era una persona conosciuta, Ivano Mirtillo? Sì, Ivano era una persona conosciuta, ben voluta, una persona socievole, sempre con la battuta pronta, e veramente quella di oggi, la scoperta di oggi è una tragedia, e ho portato la vicinanza e l'abbraccio da parte mia, di tutta l'amministrazione, ma da parte di tutti i cittadini che lo conoscevano e gli volevano bene. Andiamo adesso in Valsugana, dove è stato fatto esplodere un masso sulla parete della miniera di Carpanè in comune di Valbrenta. La strada statale 47 e la ferrovia sono rimaste chiuse per un'ora, ma ci racconta tutto Vanessa Banzato, che ha seguito le operazioni con il contributo tecnico di Alessandro Costacurta. Con loro anche il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli. Eccoli là. Un boato tremendo, come il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. Tutto è stato eseguito proprio seguendo un ordine ben preciso, e tutto è andato per il meglio. Sì, per il meglio. Adesso stanno effettuando le operazioni di verifica per capire se è necessaria una bonifica della ferrovia o della strada. Il boato è stato forte, insomma la fetta di roccia che è stata fatta cadere è stata importante. Da quello che abbiamo visto da qui, insomma, è defluita rispetto ai luoghi che erano stati immaginati. Bisogna ovviamente fare tutte le verifiche del caso perché non ci siano detriti che sono in qualche modo volati in parti inappropriate. Perché è stata necessaria questa operazione? Beh, questa è un'operazione che è stata richiesta dal concessionario della miniera per rendere agibile un piazzale che viene utilizzato per delle attività di estrazione. Ovviamente dobbiamo ricordare che si tratta di una miniera di magnesio, quindi di interesse nazionale prevalente, l'attività economica è rilevante e quindi ha fatto sì che si adottassero delle misure di cautela per la statale 47 e per la ferrovia sottostanti. Comunque
siete riusciti a contenere qualsiasi tipo di disagio, ecco, perché la strada è stata chiusa alla fine molto poco e così pure la ferrovia. Sì, in questo momento stanno lavorando insomma, per la riapertura. La chiusura in questo momento è stata abbastanza limitata, ovviamente adesso vanno fatti tutti i controlli del caso. Per quello che ha riguardato il comune di Valbrenta, ovviamente noi siamo responsabili dell'incolumità pubblica dei cittadini, quindi ci siamo dovuti occupare sostanzialmente di fare in modo che le abitazioni prossime all'intervento non fossero occupate, che il fiume non fosse percorso dalle attività di rafting e di canoa, che non ci fossero persone in fiume, insomma quelle attività, mentre poi le altre ovviamente la Polizia di Stato e Polfer, ANAS per quanto riguarda statale e ferrovia. Quante persone sono state fatte evacuare, se sono state fatte evacuare? Beh, in particolare una famiglia che era in una zona sottostante, poi altre persone insomma, che utilizzavano, che erano presenti in fiume come da ordinanza, però è tutto, diciamo, da questo punto di vista è stato tutto eseguito nel massimo rispetto dell'ordinanza. La mattinata di mobilitazione che si è vissuta in Valsugana nel reportage di Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta. Le immagini hanno dato proprio la dimensione delle operazioni che si sono tenute, quindi del dispiegamento di uomini e forze. Ora a Longarone per un'altra notte di mobilitazione con l'incendio che si è sviluppato all'interno della Ecorav, azienda specializzata nella rigenerazione e nel recupero dei rifiuti. Danni ingenti, le cause al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Un incendio è scoppiato nella notte all'interno del capannone nei piazzali della Ecorav nella zona industriale di Villanova di Longarone, coinvolgendo ingenti quantità di materiale plastico e indifferenziato destinato al riciclo. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme nel giro di poche ore. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'allarme è scattato poco dopo le 2:30 e ha mobilitato le squadre dei vigili del fuoco di Belluno e i volontari di Longarone che hanno lavorato a lungo per contenere il rogo e spegnere le fiamme. L'incendio ha interessato materiale destinato al recupero presente all'interno dell'impianto dell'azienda specializzata nel recupero e nella rigenerazione dei rifiuti. Le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto si sono concluse all'alba di oggi e le cause sono in corso di accertamento negli uffici dei tecnici dei vigili del fuoco. Si tratta del secondo incendio all'Ecorav. Nel maggio del 2010 un violento rogo divampò nell'area di stoccaggio dell'azienda, provocando l'esplosione di alcuni fusti e la formazione di una densa nube di fumo che richiese l'evacuazione temporanea della vicina Safilo. Ad originare l'incendio potrebbe essere stata la caduta di un fulmine in una serata e nottata contrassegnate da un susseguirsi di temporali con importanti fenomeni di fulminazioni. Ma la storia legata agli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti insegna e perciò al momento non sarebbero esclusi né un incidente nelle fasi di lavorazione dei materiali né un'azione dolosa. Sull'episodio la magistratura ha aperto un fascicolo. Mentre si batte la pista dolosa, addirittura quella della criminalità organizzata per il rogo che si è sviluppato nell'azienda del sindaco Di Malo. Se la mano che ha provocato il primo incendio avesse poi continuato anche nelle altre parti del capannone, sarebbe stato un disastro ancora più grande anche dal punto di vista ambientale, ma soprattutto di disastro e quindi di dimensione del danno. Credo che siano tanti gli interrogativi, sia come sindaco sia come imprenditori, ma sicuramente questo tipo di atteggiamenti devono essere respinti, emarginati immediatamente, riconosciuti e messi subito sotto controllo, altrimenti non sono atteggiamenti che appartengono alla nostra comunità. Il sindaco di Isola, Francesco Gonzo, a Focus ieri sera ha indicato chiaramente qual è lo sfondo su cui convergono le indagini sul rogo che ha bruciato l'azienda del sindaco Di Malo. Del resto, lo stesso Moreno Marsetti ha ripetuto che l'attentato incendiario alla sua ditta in via Europa Isola è un'intimidazione di stampo mafioso ed è collegata alla sua attività istituzionale. In 16 anni di amministrazione idee me ne sono fatte tante, bisogna cominciare a prendere in mano la situazione e cominciare a risolvere le cose come devono essere risolte. Non si può più giustificare, il buonismo non può esserci più in una situazione quando soprattutto ci si accanisce contro un amministratore.
Venerdì gli amministratori locali col sindaco di Schio, Cristina Marigo, alle 17 in municipio a Malo porteranno la loro solidarietà a Marsetti. Ti demolisce perché un amministratore che si trova in queste condizioni da dover amministrare già con difficoltà, perché già siamo impotenti davanti a certi temi come la sicurezza, ci metti l'impegno, ci metti la faccia e poi si riversa tutto nella tua proprietà, una proprietà costruita e costituita in oltre 40 anni da mio papà. Adesso ci troviamo con oltre 2 milioni di euro di danni, stimo così, ma saranno anche di più, e con un dubbio se riaprire o non riaprire e continuare quello che ho svolto fino adesso. Intanto il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un ulteriore bollettino dichiarando l'allerta gialla per il rischio ondate di calore anche per la giornata di oggi. All'allerta ondate di calore si aggiunge anche quella gialla per rischio idrogeologico legato a temporali su tutto il territorio, questo soprattutto nel pomeriggio. Nonostante il permanere del caldo si prevede infatti tempo a tratti instabile con possibili rovescio temporali dapprima sulle zone montane e pedemontane in estensione alla pianura tra il pomeriggio sera e la mattinata anche di domani. E a causa del caldo nella giornata di ieri nel Trevigiano si sono verificati 2 malori che hanno fatto finire all'ospedale 2 anziani. Un uomo di 88 anni è stato ricoverato al Cafoncello per probabile malore da caldo, un 80enne di Montebelluna è stato portato al locale pronto soccorso in stato confusionale dopo essere andato in giro in bicicletta nel corso di una giornata particolarmente rovente. E poi nel pomeriggio di ieri, dopo una mattinata quasi respirabile, e questo dovuto a una umidità eccezionale, nell'Alto Bellunese, in parte della Valbelluna, è caduta anche la grandine, colpito poi il Comelico, danni al cimitero di Prade a Belluno. Siamo stati fortunati che nessuno era in cimitero in quel momento e quindi non ci sono stati danni a persone ma a cose, nel senso che alcune tombe sono state colpite appunto dalla lamiera. Un vortice d'aria, quasi una mini tromba d'aria, ha sollevato e scaraventato a terra una parte della copertura nell'ala ovest del cimitero comunale di Prade a Belluno. È accaduto durante il fortunale che nel pomeriggio ha scaricato acqua, grandine e vento. È durata una manciata di minuti, ma tanto è bastato. Dall'assessora Lorenza De Cunovic la rassicurazione che i cittadini proprietari delle tombe danneggiate dalla copertura in lamiera saranno risarciti. È probabilmente il danno più rilevante causato dalle piogge delle scorse ore che hanno sconfinato dalle Alpi attraversando longitudinalmente il Bellunese. Se al mattino l'aria a tutte le quote è parsa immobile con i termometri rimasti sotto la soglia dei 30 gradi ma con un tasso di umidità soffocante, nel pomeriggio il cielo ha cambiato volto. Le nubi hanno preso rapidamente possesso delle Dolomiti e in pochi minuti il caldo afoso ha lasciato spazio alla forza del temporale. Pioggia intensa, raffiche di vento e in Comelico, sul Lauronzano e in quota a Cortina una grandinata violenta con chicchi grandi come noci capaci di imbiancare strade e prati nel cuore dell'estate. I temporali si sono abbassati fino a lambire la Valbelluna, Ponte nelle Alpi e Belluno soprattutto, per poi spostarsi sulle Dolomiti friulane. È il volto più estremo di un clima che passa, nel giro di poche ore, dall'afa opprimente alla violenza dei fenomeni atmosferici. Se da una parte il temporale ha riportato un po' di sollievo, abbassando temperature e umidità, dall'altra ha ricordato ancora una volta quanto questi episodi possono essere improvvisi e intensi. Secondo i previsori di ARPAV, il tempo resterà a tratti instabile anche mercoledì, con rovesci e temporali in estensione alla pianura, con probabili fenomeni intensi. Maltempo che ha colpito anche la zona di Pordenone, si è abbattuto un violento temporale in buona parte della provincia, grandine e forti raffiche di vento. C'è stato anche un coinvolgimento di 10 cadetti durante un'esercitazione militare. Un fulmine ha colpito un albero.
Pioggia battente, forti raffiche di vento e una violenta grandinata hanno colpito il Pordenonese nel primo pomeriggio. Il maltempo però ha provocato anche 10 feriti. Durante un'esercitazione militare, infatti, un fulmine ha colpito un albero e l'onda d'urto ha investito 10 cadetti dell'Accademia Militare di Modena. L'allarme è scattato sul Celline intorno alle 15:30 e sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 con l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza. Successivamente 6 dei giovani militari sono stati trasferiti all'ospedale di Pordenone e 4 in quello di Spilimbergo per gli accertamenti del caso. Fortunatamente sono sempre rimasti coscienti e secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il violento temporale ha poi attraversato in pochi minuti diverse zone della provincia. Le immagini inviate da alcuni nostri telespettatori mostrano la violenza del maltempo che nel giro di pochi minuti ha attraversato diverse zone della provincia. La grandine ha colpito in particolare Clout per poi spostarsi verso Arbe e Maniago, dove qualcuno ha immortalato i chicchi caduti. Fenomeni analoghi sono stati segnalati anche a Montereale Valcellina, Valvasone, Rauscedo, San Giorgio della Richinvelde e San Martino al Tagliamento. A Fontana Fredda invece si sono registrate pioggia intensa e forti raffiche di vento, mentre nel capoluogo pordenonese il maltempo si è limitato a un breve acquazzone. Al momento non si registrano danni di particolare rilievo, anche se la situazione resta sotto osservazione. E c'entra il caldo, c'entrano le alte temperature di questi giorni nel blackout che ha interessato l'ospedale di Bassano del GRAP con i pazienti critici che sono stati trasferiti a Sant'Orso. Abbiamo fatto il punto. Durante la notte, in tarda serata di ieri, si è verificata un'interruzione della fornitura elettrica con delle modalità che non hanno precedenti rispetto agli accadimenti del passato, nel senso che l'interruzione ha riguardato entrambe le linee di fornitura dell'ospedale. Per fortuna gli ospedali hanno dei sistemi di sicurezza che sono ben strutturati proprio per far fronte anche a queste evenienze. È ancora visibilmente provato il direttore generale dell'U7, Giovanni Carretta, dopo una notte passata a gestire un blackout che non ha precedenti. Entrambe le linee che portano energia al San Bassiano sono saltate, lasciando l'ospedale e i suoi pazienti, il personale, letteralmente appesi a un generatore di energia. La situazione è stata ripristinata durante la notte, la prima linea intorno all'1 alle 2 di notte e la seconda alle 7 di mattina, quindi al netto di alcuni disagi, pochi per fortuna, che si sono manifestati, è andato tutto quanto molto bene. Alcuni pazienti in condizioni critiche sono stati spostati a Sant'Orso. Abbiamo sfruttato il sistema di rete presente all'interno dell'ULSS e abbiamo trasferito con calma e con le dovute modalità 6 pazienti presso l'ospedale di Sant'Orso, che ci ha supportato nella gestione di questo percorso che è stato fatto durante la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi. La direzione sottolinea come il lavoro di squadra, l'organizzazione e la disponibilità dimostrata in un caso di vera emergenza abbiano contribuito a ridurre al minimo i rischi e i disagi. Al netto dell'episodio, che sicuramente non è stato, facile da gestire, però si è evidenziata la disponibilità, la capacità, la professionalità e la volontà di fare squadra da parte di tutti quanti i dipendenti dell'ULSS, che ringrazio sentitamente. Ritorniamo alla cronaca, alla movida violenta, al turismo cafone, così è stato ribattezzato quello che è sotto gli occhi di tutti a Venezia, soprattutto a Venezia, dove ci aggiorna sugli ultimi fatti la nostra Edi Caliman con Simone Merlo per la parte tecnica. Che succede a Venezia, Edi? Buongiorno. Buongiorno Cristian, a te e ai telespettatori da Venezia, proprio dove in questi giorni sta accogliendo queste orde di turisti, come vengono definiti dagli stessi cittadini, per la notte del Redentore, soprattutto turisti, anzi moltissimi turisti americani, gli stessi giovanissimi che tra la notte di lunedì e martedì in campo San Bortolo si sono arrampicati salendo e scendendo più volte ripetutamente dalla statua del Goldoni, statua di bronzo dall'alto valore storico e culturale per la città, e sono stati gli stessi residenti ad avvertire le forze dell'ordine, perché erano ormai le 3:30 passate
del mattino e questi ragazzi continuavano a chiacchierare ad alta voce, a urlare e erano in evidente stato di ubriachezza, tant'è che hanno fatto della piazza una vera e propria latrina con tanto di vomito causato proprio dall'ubriachezza e escrementi. E quello che denunciano da tempo i residenti è che appunto Venezia, soprattutto nelle feste come quella del Redentore, si popola di turisti che non lasciano sostanzialmente la città, non contribuiscono al decoro della città stessa. Residenti che appunto hanno inviato anche le foto che abbiamo visto forse poco fa grazie alla regia, e su questi fenomeni sono intervenuti anche i partecipanti del comitato No Danni da Movida. Abbiamo sentito in mattinata Martina Zennaro e sentiamo una proposta che lei lancia al comune e all'amministrazione tutta e all'assessore alla sicurezza, proprio per cercare di limitare quanto più possibile fenomeni di questo tipo. Il Comitato Danni da Movida nel 2026 ha fatto all'incirca in questi giorni 100 segnalazioni. Sono segnalazioni che il Consiglio direttivo manda alla Polizia locale inerenti il disturbo quiete pubblica, la mala movida, il debordo plateattici, i plateattici abusivi. Segnaliamo l'occupazione suolo pubblico di clienti che mangiano e bevono seduti sui ponti, sugli scalini, usano i pozzi del 1300 a mo' di vassoio con bicchieri e piatti dei bar e dei ristoranti. Come residenti e come soci ci dispiace molto vedere la città trattata in questo modo, però io credo personalmente e anche il direttivo del comitato crede che a Venezia manchi l'informazione. Chiunque pensa che a Venezia può fare tutto quello che vuole, perciò quello che si potrebbe fare, quello che potrebbe fare l'amministrazione e l'assessore alla sicurezza Zaccariotto è una grande campagna pubblicitaria dove i divieti vengono scritti in tutte le lingue possibili. Insomma, questa è la proposta che viene lanciata dal comitato No ai Danni da Movida. E a proposito di Movida molesta, noi parliamo di un altro tipo di molestie, quelle che arrecava l'ormai famoso clochard di Piazzale Roma, Pasquale Aita, che è stato definitivamente condannato in primo grado a 4 anni, comparso davanti al giudice Enrico Ciampaglia. La procura aveva chiesto 4 anni e 4 anni sono stati concordati per Aita, che si era scagliato contro le telecamere del tribunale a martellate, rompendole, e dopo le numerose molestie che arrecava a passanti e cittadini e turisti proprio nella zona di Piazzale Roma. Da Venezia, Christian con Simone Merlo. Intanto, se non hai domande, a te la linea. Grazie davvero Edi Caliman per tutti questi aggiornamenti. Per la parte tecnica c'era Simone Merlo. Vi aggiorno ulteriormente il quadro da Vicenza, dove c'è stato il rinvenimento di un cadavere questa mattina nel fiume Astichello. Si tratta di una ragazza, lo possiamo vedere dal Gazzettino.it, di 27 anni, trovata morta con l'allarme lanciato da un passante. Sul posto chiaramente i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. E noi ritorniamo alla rapina che si è registrata ieri alla farmacia di Campocroce di Mogliano Veneto, quindi ritorniamo nella Marca trevigiana. Un uomo volto travisato e armato di pistola si è fatto consegnare i soldi in cassa, circa 600 euro, poi è fuggito con il farmacista che ha raccontato ai nostri microfoni. Sembra un gesto dettato dalla disperazione. Verso le 11 e un quarto più o meno entra questo personaggio un po' tutto mascherato, diciamo, con un cappello da pescatore, occhiali e mascherina, e con in mano una pistola. Spostatevi e datemi i soldi. Poche parole del rapinatore che ha fatto irruzione nella farmacia di Campocroce. Un colpo fulmineo in 2 minuti, ci ha detto il farmacista, è entrato ed uscito con il bottino. Circa 600 euro. Sono stati attimi di paura. Lui continuava a puntarci questa pistola addosso
Abbiamo provato a vedere se la pistola sembrava, diciamo, fosse finta o vera. Era una riproduzione fatta bene oppure era vera, quindi ci siamo messi in disparte e niente, abbiamo aspettato che lui si servisse dalla cassa e poi è uscito, quindi è stato tutto rapido e fortunatamente indolore, ecco. L'uomo è arrivato in bicicletta particolare che potrebbe far pensare fosse del posto, non sicuramente giovane, addosso tuta e ciabatte. Sembrava, sì, ecco, un anziano, credo sia più un gesto, credo, di disperazione più che uno che lo fa spesso. Durante la rapina, a mano armata, nessun cliente era dentro la farmacia. Non c'era nessuno, ma lui si era accertato che non ci fosse nessuno perché abbiamo visto dalle telecamere che è stato qui fuori un minuto e poi è entrato quando ha visto che non c'era nessuno. Prima di entrare si è accertato non ci fosse più nessuno dentro, poi ha agito. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto, ha spiegato, qualsiasi reazione poteva peggiorare la situazione. Si è arrangiato, ha fatto tutto da solo, ha preso i soldi dalla cassa, se li ha messi in tasca e è uscito nascondendo la pistola dentro questa tracolla, questa borsa tracolla, ecco. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri con 2 auto che hanno perlustrato la zona alla ricerca del rapinatore che ha fatto perdere le tracce, ma l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini al vaglio degli investigatori. L'assalto nella villa della dentista Bubola a Pieve di Soligo, il 18enne Halil Mashkuli, uno dei responsabili della violenta rapina messa a segno lo scorso 11 marzo, è uscito dal carcere ed è stato ammesso agli arresti domiciliari. La decisione è stata comunicata dai suoi difensori, l'avvocato Danilo Riponti e Giorgio Pietramala. Il 18enne avrebbe permesso l'identificazione dei suoi complici, una banda composta da 4 persone, un colpo che aveva fruttato ben 50.000 euro. Ora anche il difensore di Daniel Popko, attualmente recluso a Belluno, ha impugnato l'ordinanza davanti al riesame di custodia cautelare in carcere. Ritorniamo a Padova, dove la Polizia di Stato ha chiuso il cerchio su una serie di furti commessi nella città del Santo. Arrestato un 36enne tunisino già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori gli attribuiscono almeno 5 furti tra il centro e il quartiere Arcella. Intere vie razziate, abitazioni messe a soqquadro dai ladri. I residenti del quartiere Arcella da giorni stanno denunciando decine di furti, non solo negli appartamenti, in molti casi lasciati vuoti per le vacanze, ma anche nelle auto, come racconta Rossella Salvan, referente del controllo di vicinato. Negli ultimi giorni abbiamo registrato una vera e propria raffica di furti nelle abitazioni, nelle automobili, oltre ad atti vandalici e alla sottrazione addirittura di pacchi lasciati nei giardini. Non stiamo parlando di una semplice percezione di insicurezza, ma di fatti reali, documentati e ripetuti. I cittadini sono esasperati, scoraggiati, denunciano. I ladri hanno visitato case in via Saetta, via Lippi, via Zanchi, via della Quercia, razzie nelle auto, nella zona invece di Santissima Trinità tra via Faggin e via Nizza, dove si sono registrati anche vandalismi. I malviventi hanno iniziato anche a rubare i pacchi lasciati dai corrieri nei cortili condominiali. I residenti continuano a segnalare nelle chat dei controlli di vicinato e anche alle forze dell'ordine. Il controllo di vicinato ovviamente non sostituisce le forze dell'ordine, non significa farsi giustizia da soli. Il nostro compito è quello di osservare, segnalare tempestivamente e creare una rete di collaborazioni tra cittadini ed istituzioni. Io sono un coordinatore di 2 gruppi di controllo di vicinato, quindi le segnalazioni che ricevo le passo direttamente alle forze dell'ordine. L'esplosione di furti non è l'unico punto critico nel quartiere Arcella. Da inizio luglio ci sono stati episodi violenti, prima una rissa armata tra bande in Piazza della Vecchia, poi in via Saetta gli spari in stile tesa napoletana e infine l'accoltellamento di un nordafricano in via Dalmazia. La scorsa estate il quartiere Arcella era stato inglobato nella zona rossa, una decisione che aveva diviso i residenti tra chi lo consideravano come uno stigma che nuoceva alla reputazione del rione e chi invece era favorevole all'aumento dei controlli. Ora questo nuovo allarme sul tema sicurezza potrebbe far riesplodere il dibattito. Al Comune quindi chiediamo interventi concreti e continuativi, maggior presenza della polizia locale, controlli nei punti più critici, illuminazione adeguata, non che a una certa ora si abbassi, che a volte capita che c'è un'intensità minore,
telecamere funzionanti e visionabili e una reale cura delle aree degradate, perché ovviamente più una zona è degradata più porta altro degrado. L'Arcella è un quartiere vivo, abitato da famiglie, da anziani, da lavoratori che hanno diritto di vivere in sicurezza. Non servono rassicurazioni di facciata, servono prevenzione, controlli e soprattutto risposte immediate. Così dunque nella città del Santo, dove vi ricordo proprio per questi fatti è stato arrestato nelle scorse ore un 36enne tunisino già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori gli attribuiscono diversi episodi appunto di quelli che avete sentito nel servizio. Paura anche a Bessica di Loria, dove i ladri hanno bussato alla finestra di un'anziana. Paura perché stava per fare un infarto, se li ha trovati davanti. Tanta paura per un ottantenne che nella notte si è trovata davanti due individui che stavano per entrare in casa sua. Non si ferma l'escalation di colpi in abitazione tra tentati e riusciti. Nella notte presa di mira la fascia tra Carainati, in comune di San Zenone, e Bessica di Loria. La gente non ne può davvero più. In via Baroni a Bessica l'anziana se l'è vista davvero brutta, come ci racconta il figlio. Era meno 10 alle 3 e i ladri praticamente sono arrivati dalla finestra fronte strada che mia mamma aveva lasciato aperto il balcone. Prima hanno aperto il cancelletto che divide la casa mia da quella di mia madre. Mia madre aveva sentito del rumore perché hanno fatto fatica ad aprirlo, dopodiché si è sentita bussare dei colpi sulla finestra per capire se stava dormendo o se era sveglia. Mia mamma era sveglia per fortuna e pensando fosse io ha aperto la tenda e si è trovata due uomini incappucciati davanti. Lei ha iniziato ad urlare ovviamente e per fortuna sono scappati. Un soggetto alto e magro, l'altro più basso, si sono dileguati nei campi sul retro della casa e c'è molto scoramento tra la gente, un senso di impotenza. A volte pensi che siamo a Bessica di Loria, no? In una città come Padova, Milano, mi sembra più di essere su una guerra, in guerra a volte. C'è preoccupazione? Sì, sempre. Sono loro padroni, devi anche pensare a cosa puoi fare, a cosa non puoi fare, perché altrimenti vai tu in mezzo ai casini, quindi ti devi anche pensare cosa devi fare dentro casa tua alle 3 di notte. Noi ritorniamo alla cronaca fra pochissimo, devo darvi conto ancora di diversi furti in tutto il Veneto e non solo. Prima però andiamo in Cansiglio. Di Cansiglio in questi giorni si parla parecchio perché c'è la proposta di introdurre tra l'altro un ticket d'ingresso. Sul Cansiglio per noi ci sono Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete stiamo girando una puntata di agricoltura e quindi qui di notizie ce ne sono veramente tante, perché il Cansiglio è una miriade di notizie e la prima, diciamo quella dell'overtourism, la spostiamo un attimo, perché la prima vera notizia è che anche qui comincia a mancare l'acqua e in Cansiglio è stranissimo perché voi acqua ne avete sempre avuta. Come mai? Beh, sicuramente quest'anno, questa stagione, la piovosità è molto scarsa, il Cansiglio è un territorio carsico e quindi sta mancando l'acqua nei prati e nei pascoli dove vivono i nostri animali. Quindi insomma viene a mancare veramente l'acqua. Presento l'ospite, ovvero Mirko Bredda, che è il presidente del centro caseario Levatori del Cansiglio. Cioè, devi capire Cristian che qui c'è una differenza rispetto alle altre montagne, perché normalmente sostanzialmente si parla di malghe, ma le malghe sono stagionali, c'è la monticazione e poi la transumanza, invece loro qui vivono in Cansiglio tutto l'anno e proprio per quello siamo venuti, per capire come si vive in Cansiglio, come si fa gli allevatori in Cansiglio, quanti sacrifici ci sono, perché devi capire Cristian che ad esempio qui i servizi, se tu hai famiglia e devi mandare i ragazzi o i figli finché sono alle medie, magari il pulmino passa per arrivare a Tambre, ma quando poi sono alle superiori, come il presidente qui della cooperativa ha dovuto fare una scelta, scendere a Fregona, perché altrimenti i ragazzi alle superiori non ci vanno, quindi servono dei servizi. Però in contemporanea voi avete il problema che delle volte certe domeniche qui non si vive più. L'overtourism esiste?
Beh, sicuramente soprattutto nel periodo estivo, quando in pianura ci sono le folate di caldo, i cittadini vengono in Cansiglio, in un posto vicino, per trovare refrigerio, però si verificano sicuramente delle giornate di sovraffollamento. Ecco, ad esempio 2 domeniche fa mi pare di capire voi siete stati assolutamente assediati. Bah sì, è stata una cosa indescrivibile, c'erano macchine ovunque, persone ovunque nel bosco, comprensibile sicuramente perché appunto servivano momenti di refrigerio vista l'afa che c'era, però sicuramente questo mette in difficoltà il territorio e anche le attività. E allora come fare per regolamentare? Perché Veneto Agricoltura dice mettiamo un ticket o in alternativa facciamo dei parcheggi numerati e contati che uno prenota per tempo, così quelli che possono parcheggiare stanno qua e gli altri verranno una volta successiva. Beh, sicuramente da tempo si parla della gestione di questo overtourism in Cansiglio. Va però pensato bene perché a fronte di un pagamento sicuramente il turista necessita di servizi e di attività ricreative per poter passare la sua giornata in tranquillità. Ecco perché va detto, Cristian, che abbiamo scoperto che ad esempio qui bagni pubblici non ce ne sono in alcuni nell'area camper attrezzata, ma non sono assolutamente, diciamo così, in numero adeguato per chi invece viene a parcheggiare normalmente per poi fare il picnic. Manca ad esempio una pista ciclabile, se tu mangi una cosa al Bar Bianco all'inizio dello stradone, diciamo che taglia in 2 la piana del Cansiglio e poi vuoi fare una passeggiata fino alla chiesetta, manca completamente la pista ciclabile. Ma sono tante le iniziative che potrebbero essere, come dire, portate avanti naturalmente pensando in termini di lungimiranza di un Cansiglio non solamente per la passeggiata ma proprio come riferimento turistico. Sì, sicuramente c'è una necessità di dialogare con Veneto Agricoltura, che è l'ente che gestisce, diciamo, la piana e le attività, con appunto gli operatori, in modo da poter dare al turista una giusta recettività. Ecco, tieni presente, Cristian, che ad esempio qui ci sono delle opportunità incredibili, tipo l'idea di una ciclabile che possa fare tutta l'area del Cansiglio anche in mezzo ai boschi, magari legata o un percorso legato anche alla disabilità, che in questo momento non c'è, senza parlare di tutto quello che può essere la parte invernale. La seconda parte invece, quindi abbiamo capito che insomma bisogna mettere le mani sull'overtourism, però metterci in maniera intelligente, perché altrimenti durante la settimana poi il problema è il contrario. Voi qui avete il problema che durante la settimana c'è poca gente, quindi avreste bisogno di avere invece un incentivo per il turismo qui durante la settimana. Sì, servirebbe appunto che siccome le aziende e gli agriturismi sono aperti tutto l'anno, servirebbero creare delle attrattive, delle attività per diversificare l'accesso al Cansiglio. Ecco, la seconda parte per cui vi ho chiesto il collegamento è perché pochi sanno che qui si fa un prodotto di altissima qualità che è il latte, perché voi avete degli sfalci, avete i prati pascoli, avete una gestione dei prati pascoli che vi dà attraverso i vostri capi un prodotto di altissima qualità, un latte di altissimo livello. Sì, in Cansiglio ci sono 4 aziende stanziali e un alpeggio, pascolano e vivono tutto l'anno nelle stalle circa 250 vacche da latte e altrettanti animali da remonta. Tutte queste producono un latte di altissima qualità, biologico e con qualità organolettiche indiscutibili. Tanto è vero che voi avete una cooperativa da tanti anni, una cooperativa tra allevatori che produce questo latte, ma che avete deciso invece di conferire ad un'altra cooperativa, quindi la cooperazione per voi sta funzionando tra agricoltori e allevatori? Sì, storicamente gestiamo appunto queste produzioni in cooperativa e da molti anni collaboriamo con la latteria di Soligo per quel che riguarda il confezionamento del latte alimentare e dal 2026 abbiamo deciso di fare un ulteriore passo, quindi associarsi come cooperativa a una cooperativa ben più solida e presente storicamente nel territorio nel comparto del latte veneto, che è la latteria di Soligo, e questo ci ha dato grandi opportunità soprattutto dal punto di vista della qualità dei prodotti e degli sviluppi commerciali molto più importanti. Ecco, proprio per questo abbiamo convocato qui Lorenzo Bruniera, che voi conoscete benissimo, che è il presidente di Latteria di Soligo. Insomma, la cooperazione sta funzionando anche perché lei è all'interno di Federcooperative, giusto?
Sì. Ecco, e allora giusto per capire, intanto il suo commento su questa cosa dell'overtourism, visto da uno che guarda anche in termini commerciali questo territorio, non solamente in termini bucolici. Da un punto di vista io sono del parere che più gente viene su e meglio è. Qui è un posto bellissimo, una piana che è meravigliosa e che la gente quando arriva, no? Se arriva di sabato e di domenica vuol dire che si trova bene, sta bene con le persone. Quando magari qualcuno pensa di vendere un ticket o qualcosa o dei parcheggi a pagamento o quant'altro, facciamo i parcheggi e il ticket invece, no? Diamo dei buoni alla gente che durante la settimana, i pensionati come me vengono su con i loro nipoti durante l'estate, no? Un po' le famiglie, e allora riusciamo a essere più tranquilli e dare naturalmente anche questo supporto a questa gente, perché questa gente è del territorio. Guardate che se non ci fosse la piana non esisterebbe, la piana nel giro di pochi anni, no? Verrebbe soltanto che una foresta, quella che è sempre stata chiamata foresta del Cansiglio, perché la storia che mia madre è nata su una di queste maghe, perciò è una storia che me l'ha sempre raccontata, no? Le difficoltà, il freddo invernale, via dicendo, questa gente che lavora, che fa, la gente bisogna sostenerla, e perciò bisogna riuscire a dare anche quel valore al latte che è necessario, no? Perché loro possano sopravvivere. E voi lo state facendo come Latteria Solivo? Sì, perché la Latteria Solivo, essendo strutturata, essendo anche una cooperativa di dimensioni medie e medio-grandi, no? Riesce anche a imporre i prezzi giusti, no? Alla grande distribuzione, che sia riconosciuto questo prezzo alla gente. Non si può, quando uno è una maglia o delle maglie piccole, via dicendo, no? Tirare il collo. Non è questa la funzionalità del territorio. Il territorio, la grande distribuzione è necessaria, ma assieme alla grande distribuzione è necessaria chi trasforma il prodotto e chi lo produce, e qui lo vediamo con la forza di produzione di questa gente. Ecco, mi prendo un secondo e faccio una domanda tipicamente agricola. Senta, quanto l'alta qualità ci salverà in tutto il campo agricolo? Noi dobbiamo puntare alla qualità e non alla quantità. Solo la qualità e la programmazione. Senza qualità e programmazione non si va da nessuna parte, perché anche prima abbiamo detto troppa gente di domenica e poca negli altri giorni, perché manca della programmazione. Non è mai stato cercato di dire venite su anche in altri momenti, no? Perciò la gente che viene su un giovedì, un mercoledì, non viene più su alla domenica e lascia spazio agli altri. Bisogna programmare, se non programmiamo non si va da nessuna parte. Programmazione e qualità. Oggi la gente, sì, parliamo tutti con la pancia, mangiamo, però vogliamo mangiare bene, vogliamo mangiare sano. Quando si sta parlando di sano, io credo che questo è il posto dove che uno dice: quando ho bevuto quel latte e mangiato quel prodotto del formaggio, qui è la cosa migliore del mondo. Uno può dire se mi ammalo è questione di genetica, ma non perché ho mangiato male. E questo è un tema importantissimo, però richiudiamo con lo slogan iniziale che appunto ha lanciato Lorenzo Bruniera, ovvero facciamo dei ticket di incentivo durante la settimana e magari limitiamo il passaggio la domenica. Sì, il passaggio domenica diventa logico che qui si sta bene. Qui è una temperatura che ci sono mediamente 10 gradi in meno, d'inverno qui si va a meno 15, anche oltre e via dicendo, no? Quando io telefono a loro com'è la giuntura, perché è una temperatura bassa, d'estate si sta bene, si vede qui, siamo in una giornata calda. Da dove sono partito, vengo qui, mi metterei qui con un tavolino, no? I 2 panini, no? È il re del mondo. Con un po' di formaggio, ma anche la mortadella, via dicendo. Io non sono poi difficile, però qui loro con dei formaggi di questo territorio, no, si sente, non solo si vede, ma si sente anche il sapore. Poi è bellissimo venire qui e sentire anche il profumo degli animali che ci sono, che non è una puzza delle vacche, è un profumo degli animali. E tutto questo però deve essere regolamentato, e quindi con un ticket magari la domenica e con un incentivo durante la settimana. Sì, di domenica cercare di dare un incentivo che la gente venga su durante la settimana e che venga sui bar bianchi, sui vari bar, sulla gente. Poi naturalmente senza servizi igienici, senza una pista ciclabile, senza degli investimenti qui è un po' più difficile. Io credo che Veneto Agricoltura, perché quando parliamo di questo territorio di Veneto Agricoltura stiamo parlando del nostro territorio, è una proprietà veneta, della regione veneta. Questa è una proprietà che quando si investe su quello che è il nostro territorio, vuol dire il Veneto investe nel suo.
non è che sia un investimento fatto per la cooperativa di Soligo o per i privati. No, qui si investe per tutti, perché questo è un territorio, è un nostro territorio, è una proprietà del Veneto. Grazie, io ti do la linea, so che tu hai anche il servizio del vicepresidente della regione proprio sul tema del Consiglio, a te la linea e prima il servizio. I ticket non sono sicuramente un benvenuto per i nostri ospiti, però abbiamo sicuramente delle realtà che vanno governate e non farsi governare dal turismo. Il Consiglio è una di quelle dove la regione intende governare il turismo e i suoi eccessi. A confermarlo il vicepresidente e assessore di comparto del Veneto, che però non specifica se con un biglietto d'entrata vero e proprio o il pagamento di uno stallo di sosta magari prenotato per tempo. Perché, secondo il vicepresidente Pavanetto, il futuro della piana divisa tra 3 comuni, 3 province e 2 regioni e in genere di tutte le località turisticamente ricercate sta nella tecnologia. Nell'era digitale tutte le informazioni che raccogliamo e che costantemente raccogliamo possiamo sicuramente invitare e fornire le informazioni ai nostri turisti per frequentare le nostre località nei periodi dove magari non c'è l'affollamento. Quindi prenotazioni d'entrata via web, non necessariamente a pagamento, ma sicuramente a numero chiuso, per il bene del turista e quindi del turismo stesso. Una cultura di rispetto del territorio e quindi un turismo responsabile e che sia anche, diciamo, rispettoso appunto di quello che è l'ambiente che lo circonda, rispettando non solo se stesso ma anche il turista a fianco, che naturalmente non deve trovarsi ingorgato nel traffico. Ritorniamo alla cronaca dopo questa ampia pagina dedicata al Consiglio ai temi dell'agricoltura e del turismo. Ritorniamo alla cronaca con la rissa violenta che si è registrata al Parc Dal Negro a Treviso, Parc Dal Negro che torna al centro della cronaca per l'appunto. Sotto l'effetto dell'alcol hanno prima iniziato a litigare, poi la rissa violenta è continuata accanto al Parc Dal Negro. 2 cittadini marocchini di 38 e 55 anni residenti a Vittorio Veneto e Treviso ed un tunisino 39enne hanno preso a calci e pugni un 57enne italiano senza fissa dimora, colpendolo anche con delle bottiglie di birra. L'uomo portato in ospedale ha riportato delle ferite alla testa. I 3 aggressori sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali. Il 38enne marocchino dovrà inoltre rispondere del reato di resistenza pubblico ufficiale per essersi opposto all'accompagnamento in caserma da parte dei carabinieri. Una situazione che ha superato ogni limite, ci raccontano. E ho sentito anche stamattina che ha detto appunto questi qua di ieri avevano anche coltelli che hanno nascosto sui parcheggi. L'esasperazione alle stelle, oltre ai continui litigi, questa zona sembra una discarica a cielo aperto. Esasperati sia per livello igienico, perché ogni giorno, come può notare anche stamattina, c'è l'immondizia ovunque, chiamiamo la contarina ogni giorno, siamo esasperati, basta, non ce la facciamo più. E poi non è sicuro, sa quante signore porto in parcheggio? Io scorto le signore in parcheggio, mi vengono dentro al bar a chiedere per favore portami in parcheggio perché ho il terrore. Secondo te cosa bisognerebbe fare? Allora intanto livello di sanità, secondo me intanto bisognerebbe mettere un bagno chimico. Già detto, ripetuto, il comune non ci ha mai risposto. I bisogni li fanno o dentro il parcheggio, quindi lei arriva in macchina, parcheggia nel posto auto, apre la portiera e si trova i bisogni. La puzza che non diciamo e poi ratti che ci sono alla sera. Non solo, ma qualche tempo fa una giovane è stata molestata. Una ragazza qua di fronte all'università ha parcheggiato al 4º piano, lei è salita di un piano superiore e c'erano 5-6 personaggi che l'hanno molestata. Lei è riuscita a entrare in macchina, a trovare il parcheggio, e si è chiusa dentro e ha iniziato a suonare il clacson e sono scappati. Un limite che è già stato oltrepassato. Non possiamo più andare avanti così, a ribadirlo anche un residente. La situazione è iniziato a degradarsi parecchio, nel senso a peggiorare di mese in mese. C'è molta spazzatura, anche la mia ragazza la sera quando torna a casa mi chiama, mi chiede se la posso accompagnare, è una situazione pesante. Sempre a Treviso, DASPO per una 18enne.
Lo scorso ottobre l'aggressione alla troupe della trasmissione Fuori dal coro in via Fiumicelli a Treviso, con la giornalista Cristina Autore colpita dal lancio di bottiglie mentre girava un servizio sull'insicurezza nell'area di Piazza Borsa. Poi a febbraio altri 2 episodi di aggressione con lo spray al peperoncino, il primo in via Zermanesa nei confronti di un giovane al quale aveva ceduto della droga, il secondo in via Roma ad un ragazzo per rapinarlo del cellulare. Ora nei confronti della responsabile, un 18enne tunisino residente nel Veneziano, il questore di Treviso Alessandra Simone ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Treviso. Per i prossimi 4 anni il giovane non potrà più mettere piede in città, pena una sanzione penale. C'è poi la politica, con quello che è successo ieri nel tardo pomeriggio in Parlamento, lo vedete alla Camera, dove la maggioranza è stata sconfitta per un solo voto. L'emendamento era quello sulle preferenze, uno stop che diventa caso politico. Hanno vinto di fatto i franchi tiratori, non è passato per un solo voto questo emendamento sul quale aveva messo la faccia anche la stessa Premier Meloni. L'opposizione a questo punto chiede elezioni, mentre il Presidente del Consiglio dice serve una riflessione, e c'è l'editoriale del nostro direttore di Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che parla di uno schiaffo vero e proprio alla sovranità popolare. Ieri sono andate in onda anche sulle nostre reti delle immagini vergognose, mortificanti, deprimenti di parlamentari nominati che gioivano, saltavano sui banchi felici perché era stata affossata una legge elettorale che prevedeva le preferenze. Hanno votato in segreto, no? A scrutinio segreto, per non metterci la faccia, per apparire come favorevoli alle preferenze a parole. Ah sì, le preferenze, i cittadini. Dopodiché segretamente tramano e fanno in modo che questa legge elettorale, ancora una volta, dopo il Mattarellum, il Rosatellum, tutte le porcate che hanno fatto finora, venisse nuovamente affossata. E questo è veramente triste, veramente scandaloso, perché i cittadini ormai vogliono prendere parte alla politica, vogliono incidere, anche se non vanno a votare proprio perché viene tolto loro il diritto di mandare uomini e donne in Parlamento scelti da noi e non dalle segreterie dei partiti. E ancora una volta ci ritroviamo in questa situazione. Destra e sinistra non conta, il centrodestra si è spaccato, i franchi tiratori erano della Lega di Forza Italia, probabilmente ci sarà anche una crisi di governo. Sarà anche interessante capire come hanno votato i parlamentari veneti, che dicono sempre di essere dalla parte del popolo sovrano. Dalla parte del popolo sovrano un bel niente, perché ancora una volta siamo stati presi per i fondelli. Come dice il generale Vannacci, saranno eletti mogli, amici, conoscenti, amanti dei capi al potere, e questo è veramente riprovevole. Io spero veramente che alle prossime elezioni del 2027, se non ci saranno addirittura delle elezioni anticipate, vada a votare il 5% dell'elettorato, in modo che a quel punto, in teoria, elezioni col 5% dell'elettorato, il 10%, 15% dovrebbero essere invalidate. Se lo merita questa classe politica incivile, incolta, greve, volgare e cinica. Queste le parole del nostro direttore Luigi Baccialli sul caso politico di queste ore. Noi ritorniamo alla cronaca fra pochissimo, ci sta raggiungendo in studio anche Cristian Demma, presidente di Furti in Corso. Dobbiamo approfondire i temi della pubblica sicurezza, che sono davvero tanti. Rimanete con noi.
Di nuovo in diretta Focus TG, prosegue il racconto di questa giornata a nord-est. Mi ha raggiunto in studio, lo saluto e lo ringrazio, Christian Demma, presidente di Furti in Corso. Buongiorno, buongiorno Demma. E partirei quindi dalla storia di un furto, l'ennesimo mi verrebbe da dire. Andiamo per questo a Conegliano, dove però due malviventi sono stati fermati e denunciati dai carabinieri. Esasperati e spaventati i residenti. La giustizia non dà atto ai cittadini perché li hanno presi, li hanno lasciati liberi, gli danno il foglio di via, gli danno la DASPO, gli danno il decreto di espulsione, sono qua, cambiano provincia, cambiano la regione e sono qua che poi fra 2 giorni ne hanno sfregiata una, ne hanno storpata una. Ma dove siamo? L'esasperazione di Adriano Cristofoli, residente del condominio Milano in via Zamara a Conegliano, è la reazione al tentato furto avvenuto prima dell'alba di lunedì in un appartamento al 3° piano. La banda aveva preparato l'irruzione lasciando dei segni. Hanno usato la tecnica dell'attack praticamente, la colla, la goccia sopra la battitura, diciamo, qua c'è la porta. Quel filo lì di attack, se tu apri la porta si spezza, quindi vuol dire che qualcuno entra e esce. Ma se rimane attaccato vuol dire che quella porta lì vuol dire che non passa nessuno. Questi segni con la colla lasciati sulla porta? Io non ci ho fatto mai caso, no, guardo ad altezza, magari mi accorgo di quello che è altezza occhio, altezza uomo, e invece ero posizionato in alto, non li avevo visti. Per forzare la serratura i malviventi hanno utilizzato acido nitrico, ma una volta all'interno hanno trovato le stanze vuote, essendo l'anziana residente deceduta da qualche tempo. Alcuni residenti, svegliati dai rumori, hanno chiamato i carabinieri. Un 29enne georgiano è stato fermato mentre si nascondeva dietro ai veicoli in sosta. Un suo connazionale 34enne è stato preso nelle ore successive. Per entrambi è scattata la denuncia. Gli altri sono fuggiti abbandonando arnesi da scasso e flaconi di acido. Fa paura, insomma, perché se entrano in 5 e c'è i bambini dentro. Questo è un comando militare, un ladro è 1 o 2 persone, non sono un comando di 5 persone, vuol dire che quelli là quando entrano in casa ti girano la casa sotto sopra, ma ti girano anche te e la tua famiglia. Molti condomini sono venuti a sapere del fatto tramite un avviso sul portoncino d'ingresso o per passaparola. Non mi sono accorto di nulla, dormivo e non mi hanno svegliato, probabilmente i rumori che ci sono sotto fanno fatica a arrivare sopra perché io sono al 4° piano, mentre si sentono bene i rumori dei piani superiori. Infatti chi era la vicina del 1° piano mi ha detto che li ha sentiti. Siamo aggrediti ogni giorno. E bisogna aggredire la vita, bisogna reagire, bisogna battere un pugno, bisogna chiamare, non deve esserci l'omertà. Senta Demma, è il solito tema, comincio da questa domanda, è emergenza, è percezione, che cos'è questa dei furti? No, lo dico da cronista, continuiamo però a registrare e raccontare storie, quindi da un punto di vista proprio giornalistico, insomma, le storie ci sono, i fatti ci sono. Sì, allora la percezione è quella scusa che usano certe persone per dire che i reati sono in calo, ma in realtà poi la cosa è ben diversa sulle famose classifiche, no? Perché poi oggettivamente sappiamo benissimo che molte persone delle quali subiscono un furto, un'aggressione, qualsiasi cosa, molte volte poi non vanno a sporgere denuncia, e quindi poi queste famose statistiche vanno a contrastare la realtà. La realtà invece è questa, quella che vediamo tutti i giorni, no? Quella che raccogliete voi con le testimonianze, quella che raccogliamo noi di Furti in Corso con i post, le testimonianze e con la fila di gente che ormai mi viene anche dove lavoro, a volte anche un po' in imbarazzo, devo gestirla nelle pause pranzo perché vengono a raccontarmi di tutti questi episodi di furti, tentati furti e via dicendo. Quindi non è una percezione, è oggettivamente siamo sotto attacco. Ha detto giusto bene la persona, perché purtroppo ormai secondo me è ufficiale che in Italia in questo momento le leggi sui furti non sono a pari passo con la quantità di furti che ci sono, perché ovviamente stanno andando avanti sempre di più e sono in esponenziale, e le leggi sono realmente ancora ferme. Infatti per quello che noi abbiamo proposto quell'inasprimento delle pene sui furti, no? Usando dei piccoli escamotage che stiamo ancora tutt'oggi parlando con il Ministero della Giustizia e che sono ferme sul tavolo, non sono state scartate perché sono al vaglio per l'anno nuovo, per capirsi. Mi sono
quando mi sono parlato una ventina di giorni fa con il Ministero, perché oggi è saputo, queste qua viene preso, viene rilasciato, la rabbia delle persone cresce, quanti mesi, forse ormai anni, continuiamo a dire che la rabbia sta arrivando a un punto di non ritorno, no? E ormai secondo me è già arrivata al punto di non ritorno, ormai anche un cittadino normalissimo ha capito che queste sono squadre di ladri organizzate benissimo. Commandi. Sono commandi, ma io era un anno fa che dicevo che sicuramente c'è una rete a monte sopra che gestisce, no? Io mi immagino i tre amici che diventano ladri che non possono investire 10.000 euro in prodotti di marca per andare a fare dei furti con trapani che non fanno scintille, addirittura, cioè stiamo parlando di prodotti anche economicamente importanti, bagagliai pieni di 15.000 euro di prodotti, come fanno? Vanno con macchine affittate con prestanome, vanno su dei B&B di altre città, insomma è una struttura organizzata, quindi è inutile che ci raccontiamo che sono dei frontisti che vengono avanti e indietro. Qua siamo oggettivamente sotto attacco, la gente non si sente più sicura a casa, è sempre più arrabbiata e oggettivamente sappiamo anche che stanno cominciando anche a comprare o armi finte, nel senso di quelle a gas o taser, qualsiasi cosa, anche se poi alla fine li comprano un po' alla buona, ma ormai la gente è disposta a prendere qualsiasi cosa e dice tanto a casa mia almeno mi difendo, no? Cioè, io non ho mai sentito come in questo periodo la frase che a me non piace, lo dico subito, è meglio un cattivo processo che un buon funerale, no? Quella famosa frase che si dice al bar sta prendendo piede sempre di più e in realtà è sbagliato, perché non dovremmo pensare noi a proteggerci, c'è chi è di dovere che deve proteggerci. Questo vuol dire che le forze di polizia fanno veramente ormai di tutto di più, forse anche più di quello che possono fare, perché a volte lo fanno anche fuori servizio, però non basta, ce ne sono poche e le norme non ci sono. Quindi lei sta registrando questa corsa alle armi, anche giocattoli? Sì, ma anche il classico, adesso vi faccio un esempio, no? La classica mazza da baseball che si compra nei negozi sportivi. Provate a chiedere a chi lavora nei negozi sportivi, cioè le stanno svuotando e svendendo su internet e le compra chiunque, perché comunque dà una certa idea di sicurezza. Poi magari quella mazza da baseball, se non la sai usare, ti si ritorce contro e quindi gli dai anche un'arma in mano al ladro che non ce l'ha in quel momento. Ma questo è un solito discorso che noi diciamo, no? Perché è sbagliato cercare di farsi giustizia da soli. Però ormai è diventato un caso comune. Lei si limita dal suo osservatorio di furto in corso a registrare questo fenomeno. Si stanno vendendo sempre più mazze da baseball. Sì, mazze da baseball. Sì, ma certo, perché alla fine io quello che sento, mi dicono ho preso la mazza da baseball, ho preso il bastone, avevo un sacco da golf e mi sono messo le mazze da golf intorno per le porte di casa. Cioè, secondo me non è un vivere bene così, perché in realtà vuol dire che io quando entro a casa sto quasi più sereno stando fuori. Ma la serenità sta diventando, sono fuori in giro, poi arrivo a casa, mi vedo tutto a soqquadro e alla fine sono già passati. Sembra quasi che devo soffrire ad arrivare a casa, perché allora non posso tenere la finestra aperta perché purtroppo i ladri, non posso andare a prendermi 2 spese perché ormai ho l'ansia di fare la spesa. Cioè, diciamo che abbiamo passato il limite, secondo me, già da un po'. E c'è questa interlocuzione in corso tra lei, tra furti in corso, il Ministero, il sottosegretario Ostellari nella fattispecie. Avevamo raccontato a fine gennaio l'incontro che lei aveva promosso all'auditorium di Santa Caterina a Treviso, molto partecipato, dove c'erano diversi anche rappresentanti istituzionali. Da allora lei dice le proposte che abbiamo fatto sono sul tavolo ma sono ancora ferme. Sì, esatto, allora ci aveva fatto vedere qualcosa, tipo l'arresto indifferita, insomma qualcosa che comunque ricordo che rappresenta anche lei, che poi sono state messe a norma, no? Anche un po' l'ammonimento del questore, poi anche se poi un mese fa quando siamo sentiti parlavamo e si diceva che ancora pochi questori avevano iniziato proprio a usarlo come strumento, ma io gli ho anche detto che l'ammonimento del questore, a mio parere, al delinquente incallito serve realmente ben poco. È una carezza. È una carezza, nel senso che io vado a prendere il ragazzino che fa la vera bravata, quella che si prendeva una volta, e vado a dirgli parole, il questore gli alza la voce, è ovvio che questo torna a casa, piange, chiede scusa a tutti. Ma chi è un recidivo dell'ammonimento del questore serve ben poco. Io gli avevo proposto proprio un inasprimento vero delle pene, soprattutto nei casi dove si entra in casa e sono previste all'interno dell'abitazione delle, chiamiamo così, persone deboli, no? Quindi bambini, minori, persone anziane o disabili. E gli avevo anche detto che siccome loro utilizzano dei levarini, dei cacciaviti, dell'acido adesso, tutti quei prodotti lì devono essere considerati armi improprie. E allora andiamo a innalzare la soglia delle pene
e li andiamo a mettere in galera. Allora, se il ladro che mi viene principalmente dall'est, non dico solo dall'est, ma fondamentalmente queste sono le statistiche, no? Principalmente dall'est, viene a sapere che quando viene da noi finisce certamente in galera, probabilmente ci penseranno 10 volte poi, no? Invece loro sanno che fondamentalmente vengono presi, vengono rilasciati il pomeriggio, la mattina dopo sono già a fare un altro furto e avanti così. Denuncia a piede libero. Esatto. Ne sappiamo qualcosa. Sì, un po' troppo, no? Poi secondo me è anche denigrante verso le forze di polizia. Cioè, questi si dedicano mattina, mezzogiorno e sera, notte a scervellarsi per cercare di darci una mano e poi si trovano i ladri, i delinquenti, i truffatori, perché parliamo anche di quello, continuamente che escono e continuano a ripescare sempre gli stessi. Cioè, io mi immagino, io l'ho indossata la divisa, posso dire che erano altri anni, però oggi sarebbe complesso. Oggi sarebbe più stressato, sì, sarebbe molto più stressato. Allora la porto adesso, porto lei ed e tutti i nostri telespettatori in provincia di Pordenone per l'assalto a un bancomat. Hanno cercato di svuotare il bancomat, ma il colpo è fallito. È accaduto intorno alle 3 a Budoia, dove una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello ATM della filiale Crédit Agricole in via Panizzut. Con il volto travisato, i ladri hanno prima oscurato e spostato le telecamere di videosorveglianza, poi hanno utilizzato un flessibile nel tentativo di manomettere il sistema elettronico dello sportello e far erogare il denaro. Il piano però non è andato a buon fine e i responsabili sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri delle stazioni di Aviano, Polcenigo e Sacile, che hanno avviato tutti gli accertamenti. Le indagini ora si concentrano sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e sui dati dei lettori targa presenti nella zona, elementi che potrebbero aiutare a ricostruire il percorso della banda e identificare i componenti. Perché poi, Demma, ogni banda ha le sue specializzazioni. Certo. Sono proprio ormai indicate specifiche, no? Lo vediamo quelli sui furti di abitazione e anche lì con varie tecniche, perché abbiamo scoperto adesso, no? Che c'è tanto che ci sono le tecniche dell'acido oggettivamente. Poi noi qui nel nord-est, ad esempio, le tecniche dell'acido vengono usate molto dai georgiani, no? E infatti anche in questo caso è stato preso un cittadino georgiano, non vuol dire che tutti i cittadini, chiaro. Specifico, ma è ovvio. Poi ci sono quelli che sono specifici sui assalti dei bancomat, come anche gli stazioni di servizio, ovviamente, che purtroppo sappiamo un po' tutti che ahimè spesso vengono prese in considerazione da persone che poi viene fuori che sono dei sinti o delle giostraie, eccetera eccetera. Anche lì ci sono le persone che si spaccano la schiena la mattina e la sera, ma purtroppo la casistica poi è quella, ok? E poi ci sono anche ormai le bande su questione di truffe, e anche lì specializzati in 20.000 truffe diverse, e alla fine purtroppo sembra sia diventato un lavoro, no? Io scherzosamente tempo fa dicevo con delle persone: facciamogli aprire il codice Ateco, scusate la battuta, almeno ci pagano le tasse, perché ormai siamo talmente specializzati che ognuno ha la sua particolare specializzazione e quindi gli diamo anche il codice, ecco, così. Cioè, è una battuta ma è tristissima, però è vero. Fa bene a sottolinearlo, ci sono i furti e ci sono poi le truffe, e tra l'altro sono tantissime in questo periodo, perché solo l'altro ieri abbiamo ricevuto diverse telefonate di questa è impressionante, di questa truffa del finto carabiniere. Continuano a chiamare ovunque e in qualsiasi condizione. Nel mirino ci sono spesso degli anziani, molto spesso queste truffe vengono sventate perché tanti cittadini poi sono informati, molti ci chiamano e ci dicono grazie perché poi noi le raccontiamo nel telegiornale e quindi si alzano un po' le antenne, però resta il fatto che per 10 tentativi uno va a segno. Ma assolutamente, io sai che per lavoro svolgo un tipo di lavoro che con le truffe, diciamo, di telefonia, chiamiamole così, è ordine del giorno. Noi siamo arrivati con io e la collega Eleonora a gestirne 10 al giorno per dargli una mano. È un piccolo negozio di paese, quindi se noi pensiamo a 10 al giorno, di cui di questi 10 al giorno messe a segno come truffe,
Truffe telematiche. Truffe telematiche, no? Quindi stiamo parlando, ieri puntualmente una nostra cliente, ovviamente anche che segue molto Fortincorso, è arrivata di corsa perché c'è questa truffa qui della Sisal che sta arrivando, no? Il messaggino della Sisal, e vengono chiamati e viene chiesto di dettare questo codice OTP che serve per proteggere i dati, e quella è un'operazione bancaria che poi viene fatta. E mi raccontava proprio stamattina che è venuta a sistemare un paio di cose, che è andata in una stazione dei carabinieri e i carabinieri gli hanno detto Sisal o truffa dei carabinieri, cioè ormai anche loro penso che potrebbero fare un prestampato delle truffe varie e far firmare la denuncia per uno, ma alla fine noi vediamo che nulla viene assolutamente frenato in questo momento. Tutti possiamo dire che abbiamo 20, 30, 40 chiamate al giorno da numeri truffa, però in realtà nessuno ci sta dando una mano su questo, neanche l'associazione consumatori, nessuno, siamo lasciati e poi ci sono delle truffe particolarmente elaborate dove si simulano anche le voci dei figli, dei parenti. L'intelligenza artificiale ormai sta facendo passi da gigante. Mi raccontavano delle persone, tra cui anche qualcuno che è proprio all'interno della macchina della giustizia, che mi diceva che oltre al fatto di poter richiamare il numero del 112 che ti risponde questa gente, addirittura c'è quella tecnica di mettere il simbolo dell'arma dei carabinieri su WhatsApp, quindi quando io chiamo su WhatsApp compare il 112 dei carabinieri, e quello ovviamente se una persona un po' meno avvezza, ha un'età un po' più avanzata, ovviamente vedo carabinieri mi tra agito. l'altro va detto che in alcuni casi riescono anche a clonare il numero delle caserme dei carabinieri. Certo. C'era poco tempo fa una signora che diceva che conosceva Fatalità il maresciallo e ha parlato e ha scoperto, solo perché gli stava chiedendo le cose personali al maresciallo, che non c'entrava niente, quindi è stata anche furba a parlare e cercare di capire se era veramente il maresciallo della stazione, perché e così ha capito che era una truffa. Però sta diventando estremamente difficile capire dove si ferma la truffa e dove no, e nessuno, mi permetto di dire, sta divulgando a livello anche, oltre a voi che avete veramente una potenza mediatica importante, noi facciamo quello che possiamo, però vedo che a livello anche istituzionale, no, i comuni eccetera, non mettono in pratica qualche cosa economica per dare una mano ai nostri anziani, alle persone. Perché la piaga del momento sono le truffe. È un continuo, quindi purtroppo poi sono soldi e oggi come oggi è una situazione difficile. Allora Demma, resti con me, andiamo in pubblicità, poi parliamo di baby gang, anche questo è un tema. Assolutamente. Di nuovo in diretta Focus TG, ci stiamo concentrando sui temi della pubblica sicurezza con Cristian Demma, presidente di Fortincorso. Abbiamo parlato diffusamente di furti e poi della piaga delle truffe, sono tantissime e quasi sempre nel mirino ci sono i più anziani, quindi ribadisco, fate attenzione, in questi giorni ce ne sono davvero tante e noi stessi come redazione continuiamo a ricevere segnalazioni. Ecco, pochi giorni fa da Quarto d'Altino una signora anziana che l'ha sventata, questi chiedevano 10.700 euro, hanno dato dei nomi, insomma erano particolarmente convincenti e poi probabilmente era stata utilizzata anche l'intelligenza artificiale. Detto questo, perché gli appelli sono importanti, c'è poi il tema delle baby gang. Sì. Altra questione aperta, c'è una stretta in corso da parte del governo, c'è il DDL sicurezza, ne abbiamo parlato più volte con lei, sì. Demma. So che su questo fronte si è sentito ieri, se non sbaglio, sì. con la Regione del Veneto. Sì, con sì, chi sì. e per cosa? Mi sono sentito con la segreteria della dottoressa Paola Roma, perché in realtà stiamo gestendo, cercando di gestire una giornata che verrà fatta diciamo per tutto il Veneto verso fine anno. Adesso vediamo se fine anno inizi proprio dell'anno, perché non è facile da gestire perché è per tutto il Veneto, ed è diciamo direttamente dal Ministero della Giustizia, no? Quindi fondamentalmente si devono parlare di temi come baby gang, come devianza giovanile, come modalità di recupero e anche come però le modalità un pochino di repressione di questo problema, perché sappiamo benissimo che ultimamente si
cerca di associare il problema baby gang a un problema di movida. In realtà non è un problema di movida, lo è anche, ma la baby gang nasce con proprio problemi di gestione del territorio, traffico di droga, intimidazione delle persone, insomma è una cosa molto più grande e quindi va gestita in tutte le sue fasi e sono sia nella prevenzione ma anche nella repressione, perché io credo molto anche nella repressione. Noi cerchiamo sempre un po' in maniera forse troppo bonaria cercare di dire ma sono persone che non si sono integrate, sono ragazzi problematici eccetera. C'è anche quello, io sono testimone perché ne ho preso cura proprio di qualche famiglia a cui ho dato la mano dove la famiglia c'è ma purtroppo il ragazzo ha preso una devianza importante, perché c'è anche quel caso, ma ci sono anche casi dove sono totalmente abbandonati dalla famiglia e loro capiscono e percepiscono che soprattutto sotto una certa soglia di età non rischiano assolutamente nulla. Per questo la sua proposta è quella di abbassare l'età punibile, sì, no, se non sbaglio. Ne ho parlato direttamente proprio col senatore Ostellari perché gli ho mandato questa proposta ovviamente studiata da molti mesi di minimi dettagli, perché già a Santa Caterina l'avevo accennato, era stato detto è impossibile gestirla. Già l'ho sentito, ho detto non è impossibile, dobbiamo fare un altro tentativo che è quello che stiamo facendo con l'ammonimento e poi se vediamo che anche questo tentativo non porta a nulla dobbiamo pensare ad altro, per quello la tengo qua sul tavolo, perché io avevo chiesto di portarla a 12 anni. Oggi abbiamo casi proprio diciamo di vita quotidiana noi a Roncade, chiamiamola così, no? Che avete fatto anche dei servizi, che ci sono dei ragazzi, chiamiamoli baby gang, bulletti, quello che volete chiamiamoli, però sono dei ragazzi che hanno anche 13 anni che hanno fatto delle devastazioni in giro, no? Quindi oggettivamente come possiamo pensare che questi ragazzini siano totalmente imponibili? Lo sanno e quindi sanno che possono fare quello che vogliono, diventano strafottenti, scusate il termine, e quindi creano anche quello un senso di ingiustizia verso il cittadino, che io che sono bravo, che devo stare attento a tutto, alla fine mi faccio devastare il locale o mi trovo tutto distrutto da un ragazzino di 13 anni che si sente anche il padrone della strada e che mi vuole comandare. Allora tutta questa cosa qua porta semplicemente a questo senso di impunità, di ingiustizia, che ormai il cittadino sembra che quasi stia dicendo ma allora non c'è più giustizia, no? Allora questo è quello che volevamo fare. Convince la stretta sulla movida e le baby gang del Consiglio dei Ministri. Piantedosi ha annunciato nuove misure, parliamo dell'avviso orale con divieto di aggregazione, fermo preventivo anche per i minori. Sì, allora lì io ho letto il DDL, ovviamente poi bisognerà vederlo una volta che viene pubblicato, perché non è ancora stato pubblicato a livello cartaceo e quindi lì bisogna vedere tutte le sfaccettature, perché ci sta questa stretta, ben venga la stretta, ma poi bisogna vedere come viene interpretata e come viene gestita, perché poi il divieto di aggregazione, come viene fatto, deve essere convalidato da un pubblico ministero, da un giudice, con che criteri viene gestito, cioè le solite sfaccettature che poi vanno quasi a rischio, senza nulla togliere, ma di distruggere magari un disegno di legge che potrebbe essere fatto in maniera corretta, no? Quindi bisogna un attimo capire tutte le circostanze su cui si basa ogni singolo punto. Faccio un esempio, il famoso arresto post di quello che è successo con, diciamo, con la visione delle telecamere, tutto bene, benissimo, però poi come viene gestito? Cioè quanti agenti dovremmo avere? I tribunali sono in grado di gestire questa mole di lavoro? Ovviamente rispondo io, no, perché non c'è personale. Quindi... Si è risposto da, esatto, lo faccio, lo dico. Perché, allora io la ringrazio, Christian Demma, presidente di Furti in Corso. Siamo addirittura d'arrivo con il nostro Focus TG. Vi ricordo le notizie principali di giornata. Vicenza, ragazza di 27 anni trovata morta nel fiume Astichello, l'allarme lanciato in mattinata da una passante. Poi Brugine, abbiamo aperto la nostra edizione con Brugine, quest'uomo di 75 anni travolto dal trattore guidato dal figlio, morto in ospedale, un dramma che sconvolge l'intera comunità. Poi Roncade, lo vedete anche dal Gazzettino.it, ci siamo collegati con Daniela Sizia per questo 73enne che ha negato dopo essere scivolato nel canale Vaglio. La scoperta è stata fatta
dalla figlia allertata dalla madre. Anche qui parliamo di un uomo molto noto a Roncade. Questa è la cronaca di giornata, chiaramente poi torneremo sui fatti del giorno nel corso dei nostri telegiornali serali. Grazie per il momento per l'attenzione, grazie alla regia di Edoardo Paris e Antonio Poll. Grazie chiaramente a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento su Rete Veneta.